Allora, consegniamo il migliore in campo a Marco Farina. Allora Marco, una vittoria per 6-3 che vi proietta diritti in Ci sono i finale. tornei, Grazie, Farina! sì, ci proietta in finale, all'inizio è entrato in campo con l'assenza di Marchese che poteva pesare, siamo stati compatti, nonostante il ritmo della partita era abbastanza alto, abbiamo tenuto bene per tutta la partita. Come hai detto tu, l'assenza di Marchese in campo si è sentita. Certo, un giocatore delle sue doti, della sua abilità è sempre un pericolo per la squadra avversaria, quindi può trarre sempre sicuramente preoccupazione nell'avversario. Abbiamo tenuto bene di squadra. Non si sa ancora la seconda finalista, poi c'è qualcuno che temete? Alla fine quando arrivi tra le prime 4 tutte le squadre sono buone, anche la squadra di oggi aveva in campo giocatori di un certo livello, quindi chiunque ci troviamo l'importante è che vinca lo sport. Adesso senza dubbio però l'obiettivo è vincere. Diciamo che una volta lì in finale l'occhiettino alla coppa lo si stringe, però speriamo che possiamo contare sui rientri di Marchese, che magari può essere un'arma in più, perché comunque le altre squadre sono uomini di alto livello come Corsivia che fanno paura sulla nominale. Allora ti faccio un grosso in bocca al lupo e complimenti ancora.